Bene, buongiorno. Sono Marco Cabbai, quasi tutti mi conoscete già. Il progetto delle geoescursioni, sotto c'era in piccolo messo anche il progetto al quale fa riferimento questo libro, nasce 11 anni fa più o meno, con le lezioni di cultura alpina che abbiamo fatto 11 anni fa io e Renzo Paganello, che abbiamo strutturato per far conoscere la geologia della regione a tutti gli appassionati di montagna. Ne è scaturita una rassegna di lezioni di cultura alpina, quindi lezioni in aula e poi delle uscite in ambiente, dove abbiamo fatto appassionare tante persone, perché c'erano 70 iscritti quella volta, 70-80 iscritti, no, 90, l'anno dei 90 iscritti, che sono venuti alle nostre lezioni e sono venuti poi in escursione con noi a guardare materialmente quello che avevano imparato in aula. Quando l'anno scorso ci siamo messi a pensare, 2 anni fa, che argomento dare alle escursioni dell'anno, a me la geologia è rimasta qua, mi ha appassionato. Ciao. Non qua. Tu dici che non ho digerito. Allora, nelle escursioni che noi facciamo in un anno dal comitato scientifico scegliamo sempre un argomento, un filo logico, un filo d'unione che leghi tutte le nostre escursioni. E ho detto in comitato scientifico, perché non facciamo sul campo quello che abbiamo fatto in aula quella volta? Cioè, invece di fare le lezioni in aula, andiamo a fare le lezioni fuori, in ambiente. È stata una proposta accettata da tutti e promossa da tutti quanti, perché veramente un'iniziativa, è stata bellissima, è stato un percorso fatto nel 2023, meraviglioso dall'inizio alla fine. Abbiamo una ricchezza in Friuli Venezia Giulia di sassi, da 500 milioni di anni, da 400 e qualcosa milioni di anni di rocce che aspettano solo di essere guardate e scoperte da noi. Nel cammino precedente al 2023 abbiamo avuto la fortuna, Furio prima perché ci seguiva già da tempo, socio da diversi anni, personaggio conosciuto, geologo, e nel progetto del tagliamento abbiamo avuto la fortuna di conoscere la Maria Teresa Torresin, 2 geologi diversissimi, però tutti e 2 appassionati in una maniera enorme della geologia. Avete trovato i fessi, insomma? No, sono 2 che avete cominciato a pensare dello sfruttamento, esatto. Avete dovuto aspettare il CAI adesso lo sta imparando, è così, quando vede, guarda che quella tizia sta insegnando a quella bambina i sassi del tagliamento, presa, e adesso l'abbiamo legata. No, sono delle potenzialità che a noi piace trasmettere ai nostri escursionisti, la nostra passione, quello che sappiamo di montagna lo vogliamo trasmettere a tutti. Sono potenzialità che devono essere, tra virgolette, nel senso buono, sfruttate con questa finalità, per far conoscere a tutti la montagna, la cultura della montagna e quanto di ricco abbiamo nelle ricche pagine di pietra del Friuli Venezia Giulia. Questo era il titolo al lavoro fatto nel 2023, dal quale è scaturito questo libro. Questo libro questa proposta è piaciuta al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, tant'è che abbiamo vinto il bando di finanziamento per questo libro che adesso abbiamo stampato e abbiamo realizzato. Per cui ve lo introduco, vi introduco i nostri due
i nostri due amici che hanno scritto materialmente le schede, che adesso vi farà vedere, vi mostrerà, vi racconterà Furio come è strutturato il libro. Loro sono i geologi, io ho fatto una via di mezzo, nel senso che c'era bisogno di Furio, docente universitario, appassionato di geologia, però una geologia universitaria, didattica. Maria Teresa è una geologa sul campo, cioè la geologia te la spiega come lui, però con termini diversi. E io ho dovuto fare una via di mezzo per rendere fruibile a tutti quanti i nostri escursionisti con una formazione come la mia, basica, forse anche un leggermente sotto della geologia, per cui ho dovuto abbassare un po' il livello di Furio e non alzare, no, cambiare qualche parola di Maria Teresa, perché Diciamo che non fate l'usciletto, insomma. sì, esatto. Che ne prese da tutte le parti. Esatto. Ho due amici in meno, però abbiamo un libro. E poi Martelli Ha puntate fatto il contro. mediatore culturale. No, è difficile uscire, è pericoloso uscire con i geologi, perché come minimo hanno un martello, come minimo. È un acido. E poi c'è l'acido, se siamo per cui pensate alle due cose, magari lui ha il martello, però la donna ti scioglie con l'acido. Furio, a te la parola. Sono stato molto contento di aver fatto questo libretto. Uno perché fino a 6 mesi fa non pensavamo di avercela fatta e in effetti forse è un po' il peccato originale di questo libretto. Quando abbiamo fatto le escursioni non pensavamo di dover scrivere e questo poi ci ha creato un po' di problemi, ma insomma direi che li abbiamo abbastanza risolti. Perché sono contento del libretto? Perché come dice Bernardo di Chiaravalle, troverai più nei boschi che nei libri, gli alberi e le rocce ti insegneranno cose. Gli alberi e le rocce, no? Mi piace pensare che la natura sia fatta di vegetali e anche di oggetti inanimati e molto spesso negli ultimi anni di questi aspetti ci si un po', secondo me, dimentica, o meglio, io da geologo faccio un'azione di lobby e quindi tutto quello che riguarda la geologia mi sembra sempre sottodimensionato rispetto ad altri aspetti della natura e quindi ben venga qualcosa che dimostri anche il nostro lavoro. Ovviamente la frase di Bernardo di Chiaravalle adesso non ha più grande significato perché di Chiaravalle, tra l'altro che è un francese che fa un'abbazia nella valle dello Champagne, mica scemo Bernardo, come dire, a quei tempi i libri non c'erano e i maestri al massimo ti insegnavano pedissequamente quello che aveva scritto Aristotele 2000 anni prima. Adesso abbiamo decisamente un approccio diverso. La frase invece che sta sopra l'ho usata all'inizio della mia introduzione perché anche mi piace e mi piace ancora di più per il fatto che l'ha scritta un artista a proposito dei contatti fra arte e scienza. Come dire, a me da geologo il concetto che il paesaggio è fatto anche da geologia in queste 5 righe è spiegato in modo perfetto da una persona che fa lo sceneggiatore, il grafico, il pittore, che come dire che quella mia scienza non ha assolutamente niente a che fare. Veloce parentesi, ho trovato l'indirizzo mail di Tullio Pericoli, gli ho scritto e mi ha risposto, gli ho detto se vuole, abbiamo mandato il PDF del libro, se vuole le manderò una copia, mi ha risposto sì, questo è il mio indirizzo di Milano, immagino. Ecco, quello che dicevo prima, questo è un lavoro, Erdkunde, in tedesco significa geografia, è un lavoro di 3 tedeschi del 1996, in cui forse il concetto di ecodiversità, di ecologia era appena che stava crescendo e loro da geografi che vogliono avere una visione più globale dicono attenzione, no? l'ambiente
un posto è una combinazione, un'interrelazione fra aspetti geologici e aspetti abiologici, da cui appunto c'è questa definizione di geodiversità, la base, il substrato su cui la biodiversità poi vive e si evolve, ma in realtà noi geologi abbiamo anche delle grosse difficoltà a farci capire quando parliamo di tempo, perché l'ABC del tempo, il nostro orologio è questa scala colorata che contemporaneamente scala cronostratigrafica e geocronologica, due termini assolutamente misteriosi per voi, credo, ma se leggerete l'introduzione del nostro libricino poi tutto sarà chiaro. Abbiamo modestamente tutto sarà chiaro. Abbiamo questo libricino comunque inserisce in una buona attività di divulgazione degli aspetti geologici che si è fatta soprattutto in questa regione. Sì, è stato 24 ore quindi, come dire, la divulgazione della geologia in questa regione comincia nel 2009 con questo libro di cui sono un coautore, che si trova ancora da scaricare online, che sotto certi aspetti è superato, nel senso che certi geositi non esistono più perché sono stati distrutti, certi geositi le interpretazioni scientifiche sono cambiate, ma insomma è sempre utile perché lavora a schede e quindi può essere utile per chi va in giro. In realtà ci sono fondamentalmente, come dire, abbiamo due geositi, uno quello delle Alpi Carniche che lavora molto bene, che è molto attivo, che fa anche delle escursioni guidate, il geoparco del Tasso Classico che sta muovendo i primi movimenti, il servizio geologico del Friuli Venezia Giulia che ogni tanto stampa dei libricini molto sintetici solo su alcune parti, mi sembra che ci abbia anche dei libricini dedicati ad andarsi a vedere la geologia in mountain bike. E poi c'è il nostro collega di Bologna, ma carnico di nascita, che è Corrado Venturini, che pubblica anche. Sì, Giuseppe è ex direttore del Museo Friulano di Storia Naturale, adesso è andato in pensione con quella, non ha più quella funzione, ma in compenso ha una bella e importante funzione di responsabile scientifico del Geoparco della Cavia e su questo è molto molto attivo. La regione ha prodotto questi volantini qua, questi opuscoletti Geovagando, questo qua è il numero 2, però come diceva Furio ce ne sono diversi scaricabili dal sito della regione e ce n'è o uno o due di percorsi proprio con le biciclette per andare a vedere la geologia della regione. Io che ho stampati sono anche facilmente stampabili. Sì, quindi pensando al tempo, Teresa soprattutto ha impostato una serie di escursioni che coprissero gli intervalli geologici più rappresentativi della nostra regione e forse abbastanza completo, partendo dall'Oasi di Valle Vecchia, quindi dalle dune e dalle spiagge, come si dice, attuali del Friuli Venezia Giulia fino alle rocce più antiche del Paleozoico. Sono 12, no? Una per mese, come sempre. In realtà nel libretto non parliamo di tutte, nel senso che questa era la distribuzione geografica, poi c'è anche bla fuori regione, quindi la distribuzione dei tempi geologici non è detto che segua una distribuzione geografica uniforme. Di nuovo questa è la carta geologica del Friuli Venezia Giulia, che per voi è una massa informe di colori, ma dopo aver letto il libretto tutto sarà chiaro.
E quindi nel libretto abbiamo eliminato 4 escursioni. Vi sembra un sito da società alpina friulana? No. In realtà è stato scartato forse perché chi ha seguito anche la conferenza di Alessandro Fontana sulla pianura, come dire, forse si è reso conto che la geologia della pianura è veramente per raffinati, in cui differenze di quota di 2 metri hanno dell'importanza fondamentale, bisogna essere pedologi, era forse difficile riuscire a spiegare bene quegli aspetti. Poi abbiamo il Col Quaternà ed era perfettamente inutile fare, come dire, concorrenza ai colleghi del TAI Veneto che hanno appena pubblicato un libro molto ben fatto, molto rigorosamente scientifico sul Col Quaternà, che col Quaternario non c'entra niente perché è un vulcano antichissimo. Questo è Blatterblach e anche lì credo che abbiano molto materiale divulgativo, hanno un sito, al di là del fatto che usciva dalla regione, era un'escursione fuori regione giusta, però, perché mi viene da dire questo è il Grand Canyon delle Alpi, un po' più semplicino rispetto al Grand Canyon, però ha la sua importanza ed è un geoparco molto importante. E comunque, come dice Maria Teresa, non serve andare in Trentino Alto Adige per trovare queste cose, ne abbiamo qua in regione di molto più belle. Vero? Forse meno valorizzate. Così lo sappiamo dire. Ma qui lo dico, qui lo nego. Non ti hanno sentito quello del Quaternà? Sì, come no, David, Stefano. Lei è una... Vabbè, ma forse Lei è uno di quelli che da quella volta ha un amico in meno. vabbè, ma è che semplicemente noi ce ne abbiamo bene, ma forse ce ne abbiamo un po' più sparpagliate e più faticose da raggiungere. In fondo a destra invece c'è Maurizio Ponton, mio collega, che ci ha portato a vedere alcuni aspetti molto interessanti, ma all'interno di una cava che era stata aperta apposta per noi e quindi non sarebbe più rivisitabile, e quindi queste 4 iscrizioni sono state, tra virgolette, tagliate, eccolo qua, e ne sono rimaste solamente queste 4. Però No. spiegano bene, dopo fatti Sì. queste 8. Sì, allora io abito a Udine, sono triestino d'adozione, Come questo lapsus è terribile. bellissimo. Vivo in esilio a Udine a 32 anni, un di natura, educazione e temperamento. Lei abita a Spilimbergo, guardate la carta, capite chi fondamentalmente ha gestito le funzioni. No, per fortuna, perché tornando a quello che diceva lui prima, io sono un geologo da ufficio, lei è un geologo da campagna. Diciamo che sotterraneamente hai altre competenze. Sì, sotterraneamente. Mi sono divertito 5 anni a prendere freddi in Antartide, ma è poco utile per fare divulgazione. No, dico. Sotterraneamente, sì. Conoscere come fatto Non possiamo fare il prossimo anno escursioni speleologiche. Ma hai visto gli ultimi accadimenti? In quel caso ne avremo molte laggiù. Lasciamo passare al minuto 3. Ma ne avremo anche la vabbè, insomma, sì, vabbè. Potremmo approfondire il Quindi, discorso. escursione numero 1 anfiteatro Moreno e tagliamento, in alto a destra a 3 quadri. Il cane purtroppo li ha portato pochissime volte, che era simpaticissimo. Ah sì, Impegnativo anche. Lì sono il geologo da ufficio, cerca di trasformarsi in geologo da campagna. Allora, Con il geologo da ufficio, non voglio che passi questa cosa del geologo, ha fatto geologia sul campo, però il linguaggio che utilizza spesso è un po' più di livello alto. Il professore. Non voglio dire che è un geologo da ufficio lui, con
conosce bene il territorio anche lui. Nonostante il fresco, no, questa è la media dei nostri partecipanti, Sì. forse anche di più. Diciamo che- forse quella volta lì era quella più Ma insomma, da un bel però no, secondo me la più numerosa era Preone. Poi sì. no, era un veduno. comunque Veduno che eravamo in 93. esatto, Vesuno già se ne vedono Hai ragione. alcuni. Vedete come finiscono le Vero. discussioni, vedete come finiscono. Appunto, lì abbiamo Vabbè, dopo time class. abbiamo impiegato quei 10 minuti a spiegare che quella specie di muro verticale era nato orizzontale sotto il mare e ci ha messo un po' di tempo per diventare solido, per raddrizzarsi, per venire fuori. Questo è il senso Quello della là. teologia, sì. Poi i bicchieri di rosso sicuramente aiutano un po' la spiegazione, però La comprensione. la comprensione. Ah, beh, quindi capiamo a Sì, posteriori. però noi non beviamo mai in servizio, beviamo solo alla fine dell'escursione. Qui dove siamo? Al sentiero di Preone Giuseppe Guscio ha fatto da E anche lì eravamo in 80. fondamentale sia sul terreno sia a spiegare gli interessantissimi fossili del piccolo museo che sta lì, che merita anche visitare. Sulla destra c'è la Dolonia di Forni, che potenzialmente sarebbe stata una roccia madre per il petrolio, solo che è mancata la trappola, per cui in Friuli, per fortuna o per sfortuna, non c'è petrolio. Qui c'è sempre la spiegazione di Teresa, quella per capire anche lei, circondata da persone, come vedete, interessantissime. Adesso che cosa avevo in mano, la stomatoliche, insomma qualche fossile. Se vuoi te Sicuramente. No, qua devi intervenire perché È tuo. vai la tua. qui io mi stavo già facendo male, mi ero già fatto male al ginocchio, poi guardate questa sentiero dei forestali, si vede una salita che parte così, quindi Sei forestale. Questo è abbastanza impegnativo. Quella forse è la più No, impegnativa no, è molto delle interessante, oltre che per gli aspetti geologici, che forse sono un pochino più mascherati, perché è un sentiero didattico creato dai forestali della regione Friuli, in particolare da quelli della stazione forestale di Laniago, ed è corredato da cartelloni che descrivono un po' le attività che si svolgevano nel bosco, quello che veniva utilizzato per la produzione di carbone, quindi ci sono ancora dei resti, tra virgolette, fossili di carbonaie, poi gli animali del bosco, uccelli, mammiferi, le attività, il ruolo anche della donna nella vita familiare del secolo scorso. E quindi questo tra l'altro dei cartelloni con una bellissima pratica grafica, e parlo anche per questo, insomma, si arriva su poi alla caserma Lineata, che è molto bella. Vado per il fatto. Ecco perché diciamo che anche facendolo da solo riesci comunque ad Sì, avere sì. un'idea, no? Di Sì, quello sì. che incontri. poi siete stati sul Monte Avanza, che è uno delle poche zone del Friuli Venezia Giulia dove ci sono delle rocce metamorfiche, e c'è anche una miniera Di tutto un po', sì. c'è di tutto un po'. Nella foto principale vedete i risultati degli schianti di baia. Interessante la miniera perché in realtà i miei colleghi dell'Università di Trieste se la stanno di nuovo studiando, perché ci sono dei progetti a livello di comunità europea di riaprire alcune miniere. Diciamo appunto, noi geologi qualche volta facciamo la figura di quelli che inquinano, quelli che hanno causato il Vajont, quelli che non riescono a bloccare le alluvioni. Anche le miniere, tra virgolette, sono viste come una fonte di inquinamento, però non è che possiamo dipendere completamente per i minerali strategici dalla Cina, al giorno in cui questi chiudono i rubinetti, quindi anche su questi aspetti dobbiamo essere autonomi, quindi
utilizzare le miniere può essere una scelta molto importante. E appunto in Friuli Venezia Giulia forse l'avanza e sicuramente è di interesse quella di Raibel, che tra l'altro è visitabile. Quella di Raibel, sì. E poi c'è anche quella di Carbone di Pugino. Però se poi sì, qui lo dico, qui lo leggo, però c'è un mio amico che dice che non mi piacciono affatto come hanno fatto la centinatura delle gallerie. Però è interessante, sì, interessante. A mostrare, se vedete che nelle foto ho messo anche fiori, gran posto interessante, per cui ci sono le arenarie della Val Gardena, che sono quelle rosse, che vicino a Castello Valdaio erano anche delle impronte di dinosauro difficilissime da vedere, ma ci sono poche Ma non zone. ci sono più, abbiamo tratto il massimo. Per sbaglio o per scelta? Per sbaglio, perché nessuno l'aveva detto che era il massimo, e perché per riconoscere delle impronte il dinosauro. Per il famoso disco perché anche perché io amo la divulgazione, anche perché mi arrabbio con lei, no? Se noi usciamo del sentiero e calpestiamo un'orchidea selvatica, lei ci fa un mazzo così, in Italia invece un mazzo con impronte di dinosauro dà il fastidio sulla strada, si prende e si porta via. Così come è stato semi-distrutto anche uno dei nidi di dinosauro di Donia, per lo stesso identico motivo. Comunque, gran bel posto, rocce magmatiche, il lago glaciale, il lago che viene riempito dai sedimenti recenti, quindi peccato che fosse una giornata un po' grigia, però è un'escursione che dal punto di vista geologico e geomorfologico dà molto. Questa è l'unica escursione che abbiamo veramente gestito insieme. Le rocce e gli alberi di Bernardo di Chiaravalle, questo bellissimo paesaggio. In alto è quello che la faglia fa a una roccia, cioè prende una roccia bella solida, abbanconata da 50-60 cm e ne fa un latino di roccia, di ghiaino estremamente friabile e erodibile. A metà strada c'è sempre Teresa che spiega e sotto siamo andati a trovare papà. Quindi quella è una nota dedicata al mio babbo. Invece qui siamo andati di nuovo a casa mia, stupendo panorama sulla Slovenia, grotte, calcari leggermente diversi, campi solcati. In realtà colgo l'occasione per dirvi, se volete tornare da quelle parti, in realtà io vi ho fatto vedere quel campo solcato che non è un granché. A 200 metri di distanza c'è un campo solcato bellissimo, solo una foto nella chiavetta, poi ve la faccio vedere, solo che quel campo solcato è all'interno di una proprietà privata, recintata col filo elettrico, perché le grandi vaschette di corrosione piene d'acqua sono utilizzate per dare da bere alle mucche, che letteralmente ci cagano dentro. E io ho anche telefonato, ma no, voglio dire, la protezione della natura non riesce a risolvere questi problemi. Mi ricordo perfettamente geologico, che ho anche provato a telefonare al pallone a chi gestiva le mucche, che non mi ha dato il permesso di entrare. E quindi, come dire, 50 persone della SAF, entrare in proprietà privata non si può, da privati cittadini, se voi passate e non chiedete il e non permesso, chiedete però. prima, no, in realtà, chiudo velocemente la parentesi, pare che da quest'anno non sia più in affitto, e ho già con altre persone preso contatto con il sindaco di Stonico per vedere se si riesce a portare. Quindi questo è quanto, messo tutto l'elenco dei
degli altri accompagnatori durante le nostre escursioni, sia geologici sia non geologici, perché appunto se il libretto valorizza gli aspetti geologici di queste escursioni, non dimentichiamo che nell'escursione del comitato scientifico c'è sempre un mix di vari aspetti, no? Per cui ci sono sempre gli aspetti culturali. Quando siamo andati a Rive d'Arcano abbiamo visitato la chiesetta, il forte di Coroncone, diciamo, abbiamo sempre aspetti. Il nodo idrogeologico di San Mauro. Di San Mauro, ma come dire, ogni escursione aveva il corollario, diciamo, culturale in senso lato, e abbiamo sempre avuto, come dire, qualcuno che ci aiutasse nel valorizzare anche questi aspetti. Sì, perché per fortuna, oltre a, come vi dicevo, ai libri, no? Scusate, cosa vuol dire? La SAF compie 150 anni e scusate il ritardo? Scusate il ritardo nell'anno del libro, no? Che ovviamente poi giustamente togliamo l'occasione per ricordare che siamo vecchi. Siamo vecchi. No, dicevo che per fortuna, come per il questo libro, è un campo solcato serio. esatto, siamo ricchi. Non è comparso il capo. Infatti sembrava una battuta. Anche quando usciamo nella compagnia, insomma nel gruppo, ci sono per fortuna sempre persone, per esempio o come Rinaldo o come altre persone, Rinaldo o Paolo laggiù, che sono appassionate e hanno una bella cultura del territorio, diciamo a livello di passione. Ci sono però anche persone come Antonio Nonino che hanno cultura derivante da professione, no? Quindi ognuno mette il suo, poi di solito contattiamo sempre quelli della zona, perché andare a vedere un posto e aver imparato dai documenti e andare a vedere il posto con la gente del posto, l'uscita cambia da così a così, cioè è un'altra uscita, proprio un'altra. Sì, rapidamente, anche come è strutturato il libro, la prefazione che ci ha fatto Giuseppe Muscio, ed è praticamente racchiuso qua il perché abbiamo fatto questo libretto. L'introduzione di Furio alla geologia del Friuli Venezia Giulia, un attimo una chiave di lettura di questo colonna geocronostratigrafica, la regione con le sue faglie, la nostra ricchissima regione, l'altro una carta un po' più semplice di quelle di prima. Sì, più semplice. L'altro giorno Marco Pascolino, lo conoscete, il nostro amico, ha pubblicato una fotografia dall'alto degli sfasciumi creati dalla linea della faglia di Baci Stausello, non so dove l'ha presa, guardate che meraviglia. Allora un normale turista, se vede una foto di sfasciumi di ghiaino, non è un guru di classe. Ecco, non può essere bello, uno pensa, no? Uno che minimamente si avvicina a questo mondo, al mondo della geologia, e vede quanto la terra, in questo caso due strati di roccia che si incontrano, si sfregano, riescono a produrre, è una meraviglia. Poi aggiungiamo che quando si sfregano fanno 1000 morti, certo. Comunque sì. Vedere. La mia collega. Allora bisogna, come dice Teresa, avere rispetto per le spaventose forze geologiche che sono in movimento e che si esprimono attraverso quelle forme. La mia collega, lavoravamo assieme per il dissesto geologico, lei diceva il gusto del dissesto. Quando si va fuori
che bello, guarda, Sono stata una sera a una conferenza sui terremoti dove ci hanno spiegato anche la formazione dove c'è il campanile di Valmontanaia che rilevano. Ho passato 2 ore a sentire sti qua appassionati che girano il mondo per piazzare i rilevatori dei terremoti e sono tutti entusiasti perché dice: avevo appena messo giù in quella grotta in Sud America la macchina e dopo 2 ore c'è stato un terremoto terribile che era una meraviglia, ho rilevato non so quanti, capito? Come quando avete fatto qua la serata sui pipistrelli, no? O sui serpenti, cioè ognuno che parla della propria passione te la fa vedere come se fosse Ogni scarafone vede la nostra. Come vedete le schede delle escursioni del libretto hanno diverse informazioni anche dal punto di vista escursionistico. Sulla destra la colonna con il dislivello, la posizione del punto di partenza dell'escursione, quindi anche la posizione geografica, l'avvicinamento alla strada che bisogna fare per arrivare al punto di partenza, di dislivello, difficoltà, lunghezza, durata, insomma alcune informazioni che possano far capire alla persona che vuole avvicinarsi al Monte di Mont se è in grado di farlo o meno e dove deve andare per arrivarci. Sulla sinistra ci sono alcuni simboli colorati con la scritta del periodo geologico, dell'era geologica, del periodo geologico nel quale andiamo a fare l'escursione, con gli anni anche, l'arco di anno. Allora diciamo non è proprio esclusivamente quel periodo, perché chiaramente la roccia, la montagna si è formata in tanti anni e dove c'è una successione geologica, quindi non andremo magari solo a vedere di carbonifero, però quello andiamo a cercare e a guardare quello in quella escursione. La cartina escursionistica con dei punti, vedete la P di parcheggio, dove la P non tentato di parcheggio come punto di partenza. È tutto piccolo. Sì. Parcheggio, punto, partenza. Appunto, ho messo qui per quello infatti. No, piccolo. E vedete i punti 1, 2, 3, 4, abbiamo utilizzato questi simboli con la freccia per indicare il posto preciso dove andremo nel testo a individuare il richiamo al punto numero 1, qua a sinistra, che ci descriverà in quel punto cosa stiamo vedendo. E in più nel testo abbiamo messo il richiamo figura 1 a tutte le fotografie che abbiamo messo in quel punto. Quindi nel punto 1 ci spiega il testo che cosa stiamo guardando in quel punto lì, e per farcelo individuare con più facilità anche la fotografia relativa. È un libro con molte immagini, veramente tantissime immagini. Ringrazio Maria Teresa perché ogni particolare lo ha riportato. Qualcuno abbiamo dovuto per forza escluderlo, altrimenti sarebbe stato un tomo, però siamo riusciti a fare così una guida che accompagni le persone, anche quelle che non hanno familiarità con questo argomento, e si avvicinano alla conoscenza della geologia della regione. I box in colore verde, e dove c'è il simbolo della monite, che è questo simbolo qua, sono dei box di informazioni geologiche di carattere generale, che non sono specifiche proprio per quella escursione lì, ma possono essere comuni a tutto il libro. Troverete dei box sulla discordanza, sulle rocce basiche, acide, sui vari tipi di rocce. Sono degli approfondimenti che sono utili alla lettura di tutto il libro, non solo di quell'escursione lì. Diciamo che è stato costruito un libro un po' come costruiamo le nostre uscite, no? Cioè alla stessa linea, ed è
ed è spiegato bene, perché per esempio quando noi facciamo le uscite, una delle caratteristiche di Maria Teresa, che lei è timida, vero? Molto timida, è proprio quella di, proprio perché lei, di spiegarci le cose in maniera veramente comprensibile. Mentre invece Furio proprio ci fa l'approfondimento didattico, quindi i due insieme sono riusciti a creare questa bella produzione. Volevo dire una cosa, se mi ricordo. L'emozione. No, volevo dire che su certi siti che potevano essere famosi per altri motivi, per esempio Preone per i fossili, Pradis per le grotte, l'Avanza per le miniere, abbiamo cercato invece di valorizzare altri aspetti, perché la geologia non è solo quello che ti fa subito così, ah sì, questo l'ho già sentito, ma è proprio qualcosa che ti puoi trovare ogni momento sotto i piedi e quindi ogni volta puoi imparare qualcosa, puoi leggere qualcosa sulla storia del tuo pianeta. E quindi abbiamo lasciato un po' da parte quello che si sa tutto per focalizzarci su altri aspetti. È un po' quello che cerchiamo di fare, no? Di far vedere quello che è più difficile da vedere, perché quello che si trova nei siti è quello che è semplice. Sono escursioni a carattere Più timido. È un po' più timido, ecco. Sono escursioni esclusivamente a carattere sì, naturalistico ma geologico. Non troverete informazioni sugli alberi, non troverete informazioni sulla flora o attività culturali o aspetti culturali del posto. Abbiamo voluto dare proprio solo l'aspetto geologico perché vogliamo approfondire questo aspetto. In questa cartina, rispetto a tutte le altre, ci sono due percorsi, questo è quello di Pradis, dove c'è, vedete, il percorso non è tutto rosso, ma una parte è evidenziato, è colorato in blu ed è individuato dal numero 3. Nel punto 3 troverete spiegato che l'aspetto geologico che si vuole approfondire in quel punto è comune a tutto quel pezzo di percorso lì, quindi ci sono gli aspetti geologici che accomunano tutto, che caratterizzano tutto quel pezzo di itinerario lì. Sì, ma in forestali non Pradis. Sì, no, questa è anche a Pradis. Sì, sì. Che è là. Sì. Adesso andiamo su Pradis, sarà la stessa cosa. Qua sotto, sì. Ah, sì. Se volete dire qualcos'altro, questa qua è meravigliosa. Beh sì, Quella è la forma carbonatica fossilizzata completa, insomma. Ecco, l'unica forse cosa, aspetto culturale legato all'antropologia, archeologia è questa, perché si va a visitare, si passa vicino alla grotta di Rio Secco, dove stanno ancora facendo all'Università di Ferrara gli scavi e le ricerche per la ricerca delle tracce dell'uomo sì, no, c'era l'altro nome, l'orso della terra. Ah, l'orso. Vabbè, ma l'orso è abbastanza comune, sono tanti di Neanderthal, penso che ci siano in Italia forse 4 o 5 siti neanderthaliani importanti. Beh, uno di questi. a proposito, finisci che dopo... La particolarità dell'escursione numero 6 è che è divisa in due parti. Per visitare e andare a vedere, a studiare il Carso classico si va vicino alla Grotta Gigante, Borgo Grotta Gigante, per la prima parte di itinerario. Un itinerario, se escursionisticamente parlando, molto leggero, Mia moglie mi ha dato il permesso di usare una sua immagine. un'ora e mezza di itinerario per la prima parte e poi invece si va per la proporzione. per la seconda parte sul Monte Lanaro, che Sì, ne ho parlato perché prima. a questo serve la moto. Paradossalmente l'escursione dell'altra settimana nella zona di Basovizza è come se avessimo visto un terzo paesaggio classico leggermente diverso dai primi. Classici.
Bene, spero che vi piaccia. Beh, scusa, è la foto di copertina? Foto di copertina. No, la foto di copertina è simbolica. Aspetta, allora. No, questa è la. Andiamo sulla copertina. No, è simbolica perché un terzo è roccia, 2/3 sono le foglie dello scopato. Però è di chi? No, mia. Però, È tua. ho anche usato, ovviamente ho anche usato l'intelligenza artificiale perché mi identificasse le rocce e poi sfocasse. L'ho sfocato. Insomma, diciamo che si lascia influenzare, ma non troppo. Allora, abbiamo passato 2 settimane a cercare la foto di copertina. E non questa, Avevamo poi- provato 2 fotografie mie che a me piacevano. Le abbiamo provate con sua figlia, ma sì, va bene, bella. Poi lui un giorno ha messo nella cartella alcune foto generiche che potete usare. Foto meravigliosa. Mi tocca dirlo, è una foto meravigliosa. Nonostante. Poi sono andato a rivedere le mie e sono inorridito perché veramente questa è la copertina. Sì, io l'avevo vista non sfocata, se posso dire. Era meglio. No, Non sono stata consultata. Sono riuscito a cacciarle. No, e poi è bellissima perché c'è il libro in giro laggiù, perché poi mia figlia la finezza della grafica, no? No, ma guarda come l'ha centrata. Il punto culminante è qua, che è sul bordo, sul dorsetto, e sembrano Due cime cimette. delle montagne. L'ha centrata in modo che sotto il loghetto venissero fuori le 2 cimette come se fosse una No, però da montagna. lontano, cioè da qua da lontano effettivamente sembra la cresta di una Sì, E insomma, dopo aver letto questo, tutto vi sarà chiaro quando. Esatto. E comunque sfatiamo l'idea di queste lagune perché a parte che sono la mia parte preferita, le lagune, perché come dico sempre, la laguna è l'incontro tra le vecchie montagne e le nuove, perché la sabbia sono le montagne sgretolate, ma la sabbia saranno anche le future montagne, no? Quindi a questi geologi che se non hanno la spicce, se non hanno No, basta che risponda a Marcello. Infatti quando ho fatto il programma che abbiamo fatto fare a Maria Teresa, no? il programma delle uscite, cioè guardo lui, scusa dico, ma l'era in cui viviamo manca totalmente, perché se non c'è una roba dove battere col martello non Rinaldo l'ha trovata, però ci dispiace. cosa ha Sì, trovato? ha trovato un pezzo di una roccia con dei gusti fossili. Ah, un pezzo della. Come si chiama quella? Ma l'ha portata qualcuno? No. L'ho messa là. Sì, di quelle formazioni rocciose delle formazioni rocciose che stanno sul fondale. Sì, che però sono recentissime. Sì. Termine tecnico. Penso ha studiato bene il libro Tutti ridono che non avevano letto il libro. Esatto, ancora, Dopo vabbè. che avevano letto capivano il giusto. termine tecnico le trezze. Sì. Non si dice sassi ma grebani Che perché permesso. sono sabbie più organismi interessanti. Comunque no, il quadernarista, il geologo quadernarista gira anche con la manga. Non so. No, perché aveva eliminato proprio il quaternario, ma dico scusa, il quaternario andremo giù in Brussa, vedremo qualcosa più bene. Vorrei concludere, non so se volete aggiungere qualcos'altro dopo, sulla geologia, una cosa che non riusciamo a percepire noi poveri umani è quanto è vecchio quanto è vecchia la nostra terra, e quando si parla di 16 milioni di anni fa o di 400 milioni di anni fa, rapportarli alla nostra vita quotidiana. Per farvi capire quanto patrimonio abbiamo sotto i nostri piedi, facciamo l'ho scritto nel libro, facciamo conto di
spalmare nell'arco di un unico anno la storia della Terra, in un unico anno, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre, cioè nel 1 gennaio abbiamo messo la nascita del pianeta Terra fino ai nostri giorni, cioè il 31 dicembre a mezzanotte è il momento in cui viviamo oggi. Allora, il 1 di gennaio, ho detto, è la nascita della Terra. Vediamo cosa c'è, per esempio, a marzo. I fossili più antichi sono arrivati il 28 di marzo. La festa della liberazione non so perché. Non c'entra niente, ovviamente. Però scorriamo per capire quanto siamo piccoli noi. Giovani, non piccoli, giovani. Le piante e i primi animali sono arrivati il 29 di novembre, la comparsa dei primi mammiferi il 26 dicembre. Aspetta un attimo, ti diamo subito. La comparsa dei dinosauri il 13 dicembre. Ma non è precisissimo, insomma, è giusto Vedete il professore. Però il primo ominide, non l'uomo, il primo ominide sulla faccia della Terra è il 31 dicembre alle 5:45 del mattino. L'inizio della civilizzazione alle 23:59 del 31 dicembre. Alle 23:59 capite quanto siamo Devastanti. e quanto siamo riusciti a devastare il nostro territorio in così pochissimo tempo. E la storia invece della geologia del nostro pianeta è lunga 364 giorni. 364 giorni, 23 ore. Io guardo perché ti ammiro, perché ammiro quello che sapete e che siete riusciti a Ma trasmetterci. pensa ai fisici che studiano quello che è successo 20 secondi dopo il Big Bang, cioè 20 secondi dopo un evento di 4 miliardi e mezzo di anni fa. Guardate, io grazie a un libro che ho letto, poi ho letto un altro sulle formiche e ho imparato da questo libro, tutto sulle formiche, che c'è gente, ci sono professori che hanno studiato, che poi hanno scritto sul libro per 30, 35, 40 anni una specie sola di formiche. Una. Pensa a quella povera specie che deve mantenere che tutta la vita. Cioè, Una e ancora non hanno finito. Cioè, non hanno scoperto. Vai Rinaldo. Allora, in termini di questi discorsi non lungo tempo, no? Guardate quanto è meravigliosa e bella la natura in tutte le sue sfaccettature, no? Però dobbiamo stare attenti, è una mente libera, non una mente che pensa solo all'andamento delle quotazioni, no? Sì, è un profitto. Bisogna essere liberi. Peccato che noi mortali dobbiamo lasciarla a un certo punto. quando vediamo più gusto. È vero. Una seconda cosa, avete indicato, sono arrivato in ritardo, avete indicato anche percorsi ciclistici, no? Sì. Qualche percorso. Ci sono Geopedalando. Geopedalando della regione, sì. Ecco, lì è un aspetto, io partecipo anche alle escursioni col gruppo ciclistico, ok, no? Ma è troppo improntato sull'aspetto fisico della cosa, cioè, lì non si guarda la natura, no? E bisognerebbe invitare, capisco che non hanno sufficienti accompagnatori, no? Per fare magari due percorsi, uno chi ama solo il percorso duro che implica preparazione, sottopone il fisico a un certo stress,
e altro invece accompagnare, no, il gesto fisico a quello culturale, come io sarei disposto per la seconda versione. No? Ci pensiamo. Lui è il nostro saggio, come potete... Fare due gruppi, uno che faccia solo il percorso, l'altro che invece si fermi, e allora per ammirare, no, i posti come indicato lì bisogna fermarsi. Allora nel 2000 Renzo Paganello ha iniziato prima. Io sono arrivato nel mondo degli operatori naturalistici nel 2011 e fino a più o meno 2015-2016 le escursioni naturalistiche erano ridotte a 1 o 2 uscite all'anno. Abbiamo sentito l'esigenza da parte di tutti quelli che ci seguono, di tante persone che ci seguono, di escursioni mirate con a carattere prettamente naturalistico e culturale. Non si cammina, anche da noi si cammina meno che con l'escursionismo. Non abbiamo ancora curato la parte escursionistica in bicicletta nelle nostre escursioni, lo abbiamo fatto già però una volta su a Gemona, se andate a vedere il canale Ledra. Però abbiamo sentito appunto questa esigenza e poi noi ci siamo messi insieme, gli operatori naturalistici, eravamo un buon numero e abbiamo creato il comitato scientifico che si occupa solo di escursioni naturalistiche. Vedremo se riusciamo a curare un po' di più questo aspetto anche del ciclo chilometri, no? Che sei in bicicletta, potresti farti il tagliamento dalla zona canali meandreggianti fino alla zona meandriforme in un'unica escursione in bicicletta, quindi non anche quella che avete fatto a Gemona, che io lì non c'ero, anche quella è stata fatta in bici proprio perché c'erano da vedere più punti e quindi a piedi sarebbe stata una roba lunga e impossibile, invece in bici si è potuto effettivamente. Se non c'è altro da aggiungere, io direi che a quest'ora possiamo andare a mangiare. andare a pranzo.